rischio nuovi distacchi, ore decisive per valutare le misure da prendere. La rabbia dei bellunesi, sarebbe opportuno che le scelte del Trentino fossero condivise. Maxi incendio sul Carso, chiusa la A4 e la linea ferroviaria, pesanti disagi alla circolazione tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal mozzicone alla grigliata, all'auto parcheggiata sulle sterpaglie, dopo Bibione si temono altri roghi in Veneto, l'appello della regione. Allarme climatico per disagio fisico, da domani anche il Veneto sarà interessato dall'ondata di caldo torrido, all'allerta della protezione civile. E la crisi idrica si aggrava, oggi è diventata operativa la nuova stretta del consorzio di bonifica Piave. Nei 93 comuni del territorio si va a contingentare l'acqua in terreni agricoli ma anche in orti e giardini. Pistola scacciacani puntata al volto delle cassiere, almeno 3 i colpi in supermercati del veneziano attribuiti a 2 rapinatori individuati dalla polizia. Covid, nuova impennata di contagi, in crescita anche i ricoveri, l'ULS 3, boom di prenotazioni per tamponi e quarte dosi. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Marmolada ed il rischio nuovi distacchi, sono ore decisive queste per valutare le misure da prendere. La rabbia dei bellunesi. Il sindaco di Rocca Pietore, sarebbe opportuno che le scelte del Trentino fossero condivise, dice. La gran parte della montagna dove non c'è ghiaccio è sicura, passa un messaggio sbagliato che ci sta creando dei danni. Sentiamo. Temperature molto elevate, un grande crepaccio che sembra allargarsi e una notevole quantità d'acqua che entra nella spaccatura del ghiacciaio. Preoccupa la situazione della Marmolada dopo il crollo del 3 luglio e sono ore decisive per valutare quali potrebbero essere gli scenari e le misure da prendere. Di conseguenza gli esperti della provincia di Trento sono al lavoro, ma sul versante bellunese della montagna monta la rabbia. Il sindaco di Rocca Pietore non nasconde la preoccupazione alla notizia che sta circolando della possibile chiusura della Marmolada per tutta l'estate. Sarebbe anche bello che la parte trentina si interfacciasse con la parte veneta per cercare qualche scelta condivisa. Questo non mi sembra stia molto succedendo, ma a me pare che la parte veneta con la funivia di Malgacciapela ben poco abbia a che vedere con la zona del ghiacciaio dove ci sono problematiche. La Marmolada è la più grande montagna delle Dolomiti e l'area del ghiacciaio, quella attualmente chiusa e potenzialmente a rischio, rappresenta solo una parte piccola dell'intero massiccio. A mio parere la parte veneta della Marmolada rimane e rimarrà aperta, così come la Valle Ombretta, la Valle di Franzedaz, tutta la zona di Malgacciapela, il Passo Padon, la seggiovia che va su appunto al Passo Padon, la ferrata delle trincee, tutta quella zona che non è interessata dalla questione del ghiacciaio della Marmolada. Non vedo perché debba chiudere, perché sta passando un messaggio completamente sbagliato. Maxi incendio sul Carso, chiusa oggi l'autostrada A4 e la linea ferroviaria, molto pesanti i disagi alla circolazione tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il servizio della nostra redazione di Trieste. Autostrada e ferrovia nella morsa degli incendi. Da una parte il casello autostradale dell'Isert avvolto dal fumo, dall'altra le fiamme a circondare i binari della linea Trieste-Monfalcone all'altezza dei tornanti di Sablici, nel comune di Doberdò del Lago. Ha mandato in tilt l'intero sistema dei trasporti che fa da cerniera fra le province di Trieste e Gorizia l'incendio sviluppatosi questa mattina lungo la linea ferroviaria che ha obbligato RFI a interrompere i collegamenti. I molteplici focolai hanno messo in ginocchio anche le strade, chiuso il vallone di Gorizia e la statale 14 per Monfalcone a partire dallo svincolo d'uscita del raccordo autostradale. I momenti più difficili si sono vissuti al casello dell'Isert, alla barriera simbolo del rientro a casa per i triestini e l'ultima tappa in Italia per i vacanzieri diretti in Istria e Dalmazia si sono vissuti momenti di panico. Il rogo più ampio che si stava propagando nell'area boscata verso Monfalcone è stato deviato dal vento verso la carreggiata, già chiusa in direzione Trieste con obbligo di uscita di Puglia dalle 12:30.
Le raffiche hanno traghettato delle scintille sin dalla parte opposta del senso di marcia, attecchendo subito alla vegetazione secca anche in direzione della Slovenia. A quel punto il casello autostradale è stato messo sotto scacco dalle fiamme da ambo i lati. Attorno alle 13 tutto il personale è stato evacuato e l'arteria è stata chiusa anche in direzione Venezia. I vigili del fuoco di Gorizia, Monfalcone e Trieste, insieme alla protezione civile e al corpo forestale, sono stati impegnati per tutto il corso della giornata per contenere i focolai. Uno di questi era divampato ancora prima nei pressi di Medeazza. Complicatissimo però spegnere tutti i fronti interessati dalle fiamme, nonostante gli elicotteri e un Canadair. Complicatissimo però spegnere tutti i fronti interessati dalle fiamme, nonostante l'ausilio di 2 elicotteri e un Canadair, a causa del vento che nel pomeriggio ha creato nuovi problemi ai pompieri, deviando gli incendi sia internamente in direzione Gorizia che sull'altro fronte verso Duino. Via. Gli interventi di spegnimento hanno seguito delle logiche di priorità. Oltre a salvaguardare i centri abitati, gli esperti hanno anche dovuto mettere in sicurezza l'elettrodotto, il metarodotto e i cavi dell'alta tensione. Emergenza incendi dunque, dal mozzicone alla grigliata, all'auto parcheggiata sulle sterpaglie. Dopo Bibbione si temono altri roghi che stanno già divampando in varie località del Veneto, l'allarme della regione. In Veneto i roghi si sono moltiplicati in varie località dopo il primo vasto incendio scoppiato a Bibbione lo scorso venerdì 15 luglio, colpa anche del caldo e della siccità diffusa che non stanno dando tregua. La situazione oggi, stanotte, è sicuramente sotto controllo. Ci sono ancora questi piccoli fumaioli, come aveva prima ricordato anche il presidente Zaia, che in qualche modo sono monitorati dai volontari a cui va tutto il nostro ringraziamento della forestale. I vigili del fuoco continuano ad essere impegnati su vari fronti per domare le fiamme, nonostante l'emergenza di ieri mattina, sempre nell'area della pineta di Bibbione, sia rientrata. Ricordo che lì c'è stato anche un piccolo problema legato all'incendio di una parte, una piccola porzione del pontile che collega Lignano. Grazie all'abilità dei forestali lo stanno già ripristinando. Hanno iniziato già ieri mattina e in settimana presumo sia completato, e quindi per sabato noi presumiamo che anche il collegamento attraverso questo traghetto tra Bibbione e Lignano possa riprendere in tutta continuità come nel passato. Da Bibbione continua anche oggi l'attività di presidio per fumaioli sparsi. Il gran caldo durerà ancora a lungo e per questo il sindaco Maurutto insiste sull'importanza di introdurre un nuovo sistema di monitoraggio delle attività agricoli dei privati che si avvicinano molto all'area della pineta di Bibbione e possono rappresentare le cause scatenanti di incendi accidentali che poi si propagano con molta facilità nelle aree circostanti. Noi dobbiamo trovare un accordo con i privati per garantire al meglio queste pinete e eventualmente anche quando dopo la lavorazione agricola vanno in qualche modo arati subito questi campi, in modo tale da evitare che ci possano essere, potenzialmente delle zone facilmente incendiarie. Anche il governatore Zaia interviene sugli incendi che stanno devastando il territorio. Fa un appello a tutta la cittadinanza, e cioè non parcheggiare l'auto incandescente dopo un lungo viaggio sopra superfici arboree seccate, non gettare a terra una sigaretta nemmeno se si ritiene di averla spenta bene e utilizzare i tradizionali barbecue a distanza di sicurezza da ogni possibile arbusto. E la cronaca degli incendi ci porta ora nel Padovano, dove oggi all'ora di pranzo hanno preso fuoco i locali Factory di via Sarpi, il fumo nero visibile a chilometri di distanza. Incendio questa mattina nel sottotetto del locale Factory di via Sarpi a Padova. L'allarme parte verso le 13 di martedì 19 luglio, quando una colonna di fumo nero era visibile da tutta la città. Sul posto, oltre ai carabinieri e agli agenti di polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Padova, con 4 mezzi per domare il rogo innescato probabilmente da un cortocircuito.
La copertura del locale, del punto dove hanno operato i pompieri, era di lamiera, materiale che potrebbe essersi surriscaldato, creando le condizioni perfette per un cortocircuito. Al momento non è possibile ancora quantificare i danni. Gli organi competenti stanno vagliando le ipotesi che hanno innescato il rogo, in cui fortunatamente non sono state coinvolte persone. Ed è in arrivo l'ondata di caldo torrido con temperature record che investirà anche la nostra regione. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni da domani mercoledì 20 a venerdì 22 luglio per le zone costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana del Veneto. Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario è stato attivato il numero verde che vedete in sovraimpressione 800 535 535, realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Il caldo sta aggravando ulteriormente la crisi idrica. In provincia di Treviso è diventata oggi operativa la nuova stretta del consorzio di bonifica Piave. Nei 93 comuni del territorio si va a contingentare l'acqua in terreni agricoli ma anche orti e giardini. Tutti siamo chiamati a essere corretti, precisi negli orari e non utilizzare fuori orario, perché l'acqua è poca, dobbiamo utilizzarla rispettando le tempistiche, perché così riusciamo a mantenere anche la pressione e la quantità per tutti. È stato trasmesso persino alle parrocchie l'avviso del Consorzio di Bonifica Piave con cui si dà un giro di vite al consumo d'acqua. Da queste ore l'utilizzo della risorsa idrica sui terreni agricoli dovrà avvenire esclusivamente a fini irrigui negli orari assegnati e per lo stretto necessario. E ancora, il prelievo per orti e giardini sarà limitato a non più di un'ora a giorni alterni. Lo schema è semplice: nei giorni pari per i numeri civici pari, in quelli dispari per i numeri civici dispari. A vigilare lo stesso personale di guardaroba. Le multe possono arrivare a 500 euro. L'obiettivo non è quello di distribuire sanzioni. Sanzioni ce ne sono già tante e soprattutto siamo sanzionati dal fatto che non c'è l'acqua. L'importante è utilizzare e rispettare le norme e le regole, perché in quel poca acqua che abbiamo così basta per tutti. Ad accelerare la decisione del Consorzio, che quotidianamente si confronta con Enel, la fotografia degli invasi montani. I laghi da cui preleviamo sono 3, il lago di Santa Croce, il lago del Mis e il lago di Pieve di Cadore. Attualmente il loro volume si aggira attorno al 68-69% della capienza totale, è un buon livello. Però il primo lago, il più piccolo, è attorno al 48-49%, quello del Mis, e quindi diciamo ci si sta avviando verso l'esaurimento della riserva. Vista la situazione si procede per gradi. Allo stato attuale l'approvvigionamento è garantito per una dozzina di giorni. Con la situazione attuale noi abbiamo una disponibilità d'acqua che sicuramente ci consente di arrivare fino alla fine del mese. Contiamo molto adesso che vanno a completamento alcune culture e perciò ci sarà una minore richiesta d'acqua, perché inizierà la fase della raccolta del mais ceroso e di conseguenza pensiamo appunto di così riuscire a soddisfare anche le nuove culture dopo il mese di luglio. Si vive la giornata da un lato guardando il cielo, dall'altro confidando nello sblocco dei 60 milioni di euro con cui avviare nuove opere, peraltro già cantierabili, per la riconversione del sistema irriguo, partita quest'ultima collegata a quella più ampia del PNRR. E sulla siccità e l'emergenza idrica interviene Legambiente Veneto, sentiamo. L'acqua scarseggia nei canali padovani, sempre meno quella che si vede nei luoghi più centrali della città. In parte viene anche bloccata per mantenere i livelli della portata dei fiumi. Di conseguenza continua l'opera di trasferimento dei pesci che rischiano di rimanere senza ossigeno. Nelle scorse settimane sono stati circa 20 quintali di pesci morti rimossi dai canali interni. La prossima settimana si deciderà anche se spegnere l'inceneritore di San Lazzaro che usa l'acqua del canale San Gregorio per raffreddare l'impianto. Legambiente Veneto vede positivamente questa misura
misura emergenziale pensata dal Comune di Padova. Agire nell'emergenza che stiamo vivendo è indispensabile e interventi come quello di fermare, diminuire le portate nei canali interni e gli utilizzi non indispensabili penso sia un'iniziativa lodevole e qui vale la pena anche ringraziare i volontari, l'università e gli enti che si sono adoperati per salvare la fauna ittica e in qualche modo garantire, lo dobbiamo alla biodiversità, insomma anche visto che le conseguenze che subisce il nostro territorio sono dovute principalmente, è bene ricordarlo, ai cambiamenti climatici, quindi l'aumento di temperatura che dobbiamo contenere entro 1,5 gradi che prevede un intervento principale su la riduzione delle emissioni e quindi i gas climalteranti, la CO2 e le emissioni in atmosfera. Questo per dire che la crisi idrica è strettamente connessa alla crisi climatica. Tuttavia le azioni emergenziali devono essere affiancate anche dalle politiche strutturali per far fronte al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Bisogna intervenire secondo noi, secondo Legambiente, almeno in tutti i settori che prevedono un largo consumo, quello idropotabile migliorando la rete. Oggi le nostre reti idriche hanno enormi dispersioni e su questo serve un investimento forte del governo e poi amministratori locali capaci di migliorare le reti, il recupero delle acque, la depurazione delle acque che è fondamentale e poi gli interventi in agricoltura e nell'industria. Serve in entrambi i settori cambiare i modelli di approvvigionamento, efficientare le procedure di utilizzo dell'acqua e di rilascio dell'acqua sia nelle fasi di processo sia nelle fasi di utilizzo e serve in qualche modo ridurre quelli che sono i consumi e pensare alla risorsa idrica oggi come una risorsa finita che non possiamo permetterci di non avere, perché questo mette a repentaglio non solo la gestione degli impianti ma tutta l'economia e il benessere dei cittadini. E la cronaca ci porta ora nel Veneziano, dove la polizia ha arrestato i presunti responsabili dei colpi nei supermercati. Ci lavoravano da un po'. Ora gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno trovato i responsabili dei colpi nei supermercati della terraferma avvenuti di recente, sempre in orario serale. Si tratta di 4 italiani residenti nel territorio. Per 2 di loro, al termine delle indagini, sono scattati gli arresti domiciliari con obbligo di dimora, poiché fortemente indiziati di rapina aggravata. Entravano nelle attività commerciali con fare minaccioso, pistola alla mano e volto coperto e puntavano direttamente alla cassaforte. Un modus operandi ripetuto almeno 3 volte, secondo quanto ricostruito dalla polizia veneziana. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito la misura cautelare questa mattina su disposizione della procura lagunare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi entravano nel supermercato, intimavano i clienti intenti a fare la spesa e il personale di cassa a mantenere la calma e si dirigevano verso l'ufficio del direttore del punto vendita, puntandogli una scacciacani al volto. Lo minacciavano fino a quando non consegnava il denaro contenuto all'interno dell'armadio di sicurezza e fuggivano. I 4 non facevano nulla a caso, effettuavano più sopralluoghi nel supermercato nei giorni precedenti al colpo. L'obiettivo era quello di verificare orari e giorni di presenza del direttore, che poi gli avrebbe consegnato il contante presente in quel momento all'interno della cassaforte sotto minaccia. Operazione della Guardia di Finanza di Este nei confronti di 2 imprenditori titolari di alcune start-up per un fallimento milionario. Bancarotta patrimoniale e documentale aggravata e autoriciclaggio. Sono queste le accuse nei confronti di 2 imprenditori che questa mattina si sono visti recapitare dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova un'ordinanza emessa dal GIP. I 2 soggetti sarebbero coinvolti nelle vicende di 4 società di capitali operanti nel settore delle materie plastiche e del noleggio di veicoli, di cui una fallita nel maggio del 2021. La Procura di Rovigo ha coordinato le indagini che hanno portato a un provvedimento secondo il quale per un anno i 2 amministratori non potranno esercitare qualsivoglia attività imprenditoriale e ricoprire le relative cariche sociali. A uno dei 2 indagati, che ha legami di natura personale e lavorativa con il Regno Unito, è stato prescritto anche il divieto di espatrio. È stato eseguito inoltre il sequestro preventivo di 2 abitazioni, 5 terreni e di 2 motoveicoli di interesse storico, oltre al sequestro della disponibilità finanziaria presente in 19 conti correnti. Bancarotta e autoriciclaggio. Un imprenditore vicentino è stato arrestato dalla Guardia di Finanza.
Le Fiamme Gialle di Vicenza eseguono un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di un imprenditore vicentino che nel tempo avrebbe rivestito la carica di amministratore di diritto e di fatto di 5 società soggette a procedure concorsuali fallimentari. L'imprenditore è accusato di bancarotta fraudolenta documentale e di distrazione dell'attivo patrimoniale con l'ipotesi di autoriciclaggio in relazione a cessioni di beni immobili derivanti da precedenti reati di appropriazione indebita illecitamente finalizzate ad ostacolarne la loro provenienza. Al termine delle indagini il danno patrimoniale è stato quantificato in 290.000 euro. L'autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro di terreni e fabbricati per un valore di circa 800.000 euro di cui l'indagato avrebbe acquisito la proprietà tramite una società di cui è risultato amministratore di fatto. La Procura della Repubblica ha disposto perquisizioni in provincia di Vicenza, nelle abitazioni riconducibili all'imprenditore e nella sede della società di cui è risultato amministratore di fatto. Il Covid ora in aumento, contagi e anche ricoveri, boom di tamponi e vaccinazioni con la quarta dose. Il punto dell'ULSS 3 Serenissima. Il dato che noi registriamo quotidianamente dei contagi è veramente preoccupante. Lavorare con 1000 contagi ogni giorno diventa importante e faticoso per tutti i nostri collaboratori. Anche nell'ULSS 3 i dati sui contagi da Covid non sono confortanti. Dopo 2 anni di fatiche e di lavoro magari abbiamo bisogno di un attimo di riposo e invece oggi oltre 1000 positivi, perché poi distinguiamo tra positivi e pazienti, e su tutto il territorio 12.400 positivi, vuol dire un grosso impatto per la comunità e soprattutto per chi se ne deve occupare, i servizi, sanità pubblica in particolare, ma anche in ospedale. Anche il lavoro nell'effettuazione dei tamponi è tornato a essere importante. Al Palexpo di Marghera se ne effettuano una media di 300 al giorno. Quello che si è dimostrato un po' con questa ultima variante è che assistiamo ad alcuni casi appunto di sintomatologia un po' più elevata, dalla febbre al corredo tipico del raffreddamento, e tranne i casi che possono essere ospedalizzati, che hanno chiaramente una compromissione maggiore, e in alcuni casi una positivizzazione un po' più lunga, oltre i 7 giorni. Quindi persone che al 7° giorno il tracciatore pone il tampone per l'uscita dall'isolamento, risulta ancora positivo e deve ripetere dopo un altro paio di giorni. Ecco, queste sono un po' le diversità che stiamo notando. Mentre la somministrazione della quarta dose agli over 60 iniziata da qualche giorno sta andando oltre le aspettative. La cosa che sta interessando è che in realtà il numero importante delle quarte dosi è molto vicino a quello delle prime dosi, cioè stiamo notando che c'è una fetta, e questo fa molto piacere in senso di protezione per la popolazione, che c'è una quota soprattutto tra gli ultra 60 e 80 che ha deciso finalmente di avvicinarsi alla vaccinazione. Questo fa ben sperare così nella responsabilità collettiva, insomma. Ecco. L'altra cosa interessante è che oltre ai sistemi online di prenotazione abbiamo mantenuto l'accesso diretto che avevamo sperimentato precedentemente, che è molto faticoso per noi perché equivale a circa quasi il 50% degli accessi. Questo abbiamo visto che soprattutto sugli anziani, che magari prenotarsi online non è proprio sta cosa simpatica e immediata, sta favorendo la possibilità di aderire alla campagna vaccinale. A partire da quest'anno aumenteranno gli stipendi di sindaco e assessori di Padova. Il sindaco Giordani spiega, recepita una legge del governo. Anche al sindaco di Padova e alla sua giunta arriveranno gli adeguamenti di stipendio per gli amministratori previsti dalla legge di bilancio del governo Draghi. Con una delibera comunale, Palazzo Moroni ha approvato l'adeguamento degli stipendi. La delibera prevede l'aumento dell'indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio Comunale a partire da quest'anno con il 45% fino al definitivo 80% nel 2024. Oggi il sindaco Giordani guadagna 6.200 euro lordi al mese, che diventeranno 11.000 dal 2024 in poi.
suoi netti, quindi saranno circa 6.000 euro al mese. Recepiamo una legge dello Stato nota dal 2021, trasversalmente sostenuta dalle forze politiche. Fare il sindaco o l'assessore prevede responsabilità personali enormi, nella maggior parte dei casi la rinuncia delle attività precedenti e buona parte della vita privata e a tanto lavoro quotidiano, ha detto in una nota il sindaco Sergio Giordani. In secondo luogo, se il Parlamento ha legiferato su questo punto è anche per una ragione che condivido, continua Giordani. L'idea che si possa diventare amministratori solo perché ricchi e benestanti è sbagliata e produce storture gravi nella gestione della cosa pubblica. Io sono di certo una persona fortunata, ma chi verrà dopo, a prescindere dal colore politico, a Padova come negli altri comuni, deve poter compiere questa scelta così impegnativa a prescindere dalle condizioni di partenza, ha detto poi Giordani, rispondendo anche a chi tra le fila dell'opposizione dice che potrebbe fare beneficenza. L'ho sempre fatta anche prima di essere sindaco e continuerò ora e dopo, ma quello è un fatto privato e ostentarla, specie nel mio ruolo, non rientra nel mio stile, ha concluso Giordani. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo previste per le prossime ore sul Veneto. Grazie, arrivederci. Il meteo. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, tempo buono e caldo intenso. Quanto durerà? L'apice è proprio in questi giorni, ma la situazione potrebbe protrarsi ancora, stando alle ultime proiezioni anche all'inizio dell'ultima settimana di luglio. Staremo a vedere. Vediamo intanto il dettaglio. Sul Veneto cielo sereno e limpido, poco nuvoloso nelle ore pomeridiane in montagna. Occasionalmente, specie sulle Dolomiti, si potrà associare a qualche temporale. Temperature roventi, minime tra 19 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 32 e i 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sgombro da nubi e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-35 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, anche qui bel tempo. Aumenterà la probabilità di rovesci e temporali al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 36-37 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.